Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. L'accordo fra Stato e Regione siciliana per spalmare il disavanzo della Regione in 10 anni anziché in 3 è giunto fuori tempo limite. Le cifre utilizzate negli ultimi 2 anni sarebbero sub iudice sotto il vaglio della Corte dei Conti che tra i rilievi ha sollevato in vista del giudizio di parifica del rendiconto previsto a dicembre. Ribadisce quella che ritiene di fatto un'anomalia. I rendiconti 2019-2020, con la relativa rateizzazione del disavanzo, sostiene la Corte, non potevano essere approvati. Dopo questa prima fase di rilievo, adesso si apre il confronto con la Regione. L'agroalimentare è diventato un settore prioritario di investimento della malavita, con un business criminale che ha superato i 24 miliardi e mezzo di euro. E quanto afferma la Coldiretti in riferimento all'inchiesta dei carabinieri di Misilmeri e di Palermo che hanno disarticolato i vertici di un clan mafioso che aveva preso di mira l'alimentare dal settore avicolo alla grande distribuzione. La malavita, sostiene Coldiretti, non si appropria solo di vasti comparti dell'agroalimentare e dei guadagni che ne derivano, distruggendo la concorrenza e il libero mercato legale e soffocando l'imprenditoria onesta, ma compromette in modo gravissimo la qualità e la sicurezza dei prodotti. Il Codacons annuncia il deposito di un esposto in procura per il crollo di parte del tetto del terzo piano del Palazzo di Giustizia di Catania, dove si trovano gli uffici e la segreteria del GIP, avvenuto nella sera di martedì scorso. Il Codacons sottolinea come le precarie condizioni in cui versa il Tribunale Etneo hanno messo in grave pericolo l'incolumità di magistrati, personale dipendente, avvocati e pubblico. Ciò nonostante, si legge nella nota dell'associazione, i problemi relativi alle infiltrazioni d'acqua che hanno originato il crollo fossero note da mesi. Il rettore dell'Università di Catania, Francesco Priolo, è intervenuto con una lettera indirizzata agli studenti per chiarire alcuni aspetti sul nuovo regolamento didattico che non è stato apprezzato e ha causato manifestazioni e malcontenti. Priolo ha rassicurato i ragazzi affermando di aver interrotto l'iter per la modifica del regolamento che prevedeva un minor numero di appelli durante l'anno accademico. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento con la TG Flash alle ore 16. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.